Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì sera, Gruppo TV7, come sempre vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook e come sempre noi iniziamo questa trasmissione anche i nostri telegiornali con le immagini che riguardano questa maledetta guerra che purtroppo ahimè non sta terminando. Va bene, torniamo a noi, questa puntata è divisa in due parti, nella prima abbiamo ospite l'onorevole Alberto Stefani che lo saluto, buonasera, grazie di essere con noi, buonasera ai telespettatori. Coordinatore regionale della Lega Veneta, onorevole, sindaco di Borcorico, segretario dell'ANCI, davvero molti impegni che riguardano un ragazzo giovane che si è intromesso nella politica in maniera molto importante. Nella seconda invece avremo ospite Manuela Lazzarin, assessore alla sanità della Regione Veneto, che ci parlerà dell'attuale situazione del Covid, che non è sicuramente una delle situazioni migliori. Va bene, abbiamo visto, la mettiamo pure il titolo di questa puntata, la prima parte, tutto sulla Lega. Allora, come va? Cominciamo così. Comincio questa chiacchierata, non mi sono preparato nulla, lo dicevo prima, perché una chiacchierata, un parlare della Lega con Stefani, che è il coordinatore regionale, da come sta la Lega, dall'autonomia, da tante belle cose che diremo in questa trasmissione. La Lega che tempo addietro aveva un consenso popolare altissimo e oggi è un attimino in difficoltà, vuoi per qualche battaglia interna, come in tutti i partiti, Alberto, in tutti i partiti, quando si raggiungono i vertici succedono le baruffe interne. Ecco, come sta la Lega? Intanto specificherei che questo partito era un partito che fino a 5 anni fa non superava il 10% e che adesso comunque a livello nazionale ha più del 15%, almeno secondo quello che dicono tutti i sondaggi, e quindi stiamo parlando di un partito che comunque rispetto a quello che storicamente ha sempre preso è di gran lunga oltre la media nazionale. Quello che sicuramente si può dire è che soprattutto negli ultimi mesi l'astensionismo ha colpito particolarmente l'elettorato di centrodestra e il nostro elettorato. Sicuramente scontiamo anche il fatto di essere al governo, perché quando sei al governo e sei al governo con altre forze politiche anche antitetiche dal punto di vista politico come il Partito Democratico, come il Movimento 5 Stelle che sono al governo insieme a noi in questo momento, fai molta più fatica a spiegare il fatto di essere dentro a quel governo per evitare i disastri che questi hanno commesso durante il governo Conte 2 e è molto più facile star fuori e dire no a tutto. È chiaro che però questo appoggio al governo deve avere un limite nella misura in cui non ci sia la volontà da parte delle altre forze politiche di estromettere completamente i temi della Lega dall'agenda politica di questo Paese. Sì, però Stefani, è tutto giusto, però è anche vero che comunque, anche se un domani, anzi fra poco l'anno prossimo si andrà a votare le politiche, un accordo bisogna fare, un compromesso bisogna farlo e il compromesso si fa con il centrodestra. Certo. E non è che fra voi e la Meloni ci sia un grande amore, da quello che mi risulta, anzi quando Salvini vede la Meloni vede come il toro vede il drappo rosso. Non è che la situazione sia delle migliori, magari lo sarà per andare lì a governare, ma poi all'interno non c'è un grande amore. Il fatto stesso che Fratelli d'Italia, proprio per il motivo che lei ha spiegato, è all'opposizione e quindi diventa più facile prendere voti, dà fastidio che abbia superato, questo ovviamente dicono i numeri, la Lega attualmente come sondaggi. Direi che comunque Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sono tre forze che governano in centinaia di comuni, in regioni e fanno parte di quella coalizione del centrodestra che è la collocazione naturale del nostro partito. Quindi è normale che la Lega arrivi ad essere parte di traino di questa coalizione, una coalizione che rappresenta tra l'altro storicamente la maggioranza degli italiani e ci presenteremo alle politiche insieme a queste forze politiche per disegnare un'agenda di governo di centrodestra. È normale che in un momento d'emergenza centrodestra e centrosinistra possano venire un po' meno perché le priorità nel momento di emergenza sono specifiche e sono uguali per tutti. Quando poi si dovrà scegliere discrezionalmente quale sarà l'azione politica da applicare, quale sarà l'agenda politica da attuare, è anche normale
che il centrodestra faccia il centrodestra e che il centrosinistra faccia il centrosinistra. Beh, sicuramente sì, però al di là di tutto, nel fatto della situazione attuale, è vero che oggi è comunque un partito che ha molto consenso e quindi bisogna dar merito anche, io ricordo Salvini quando l'ha preso aveva il 3-4% più o meno, non vorrei sbagliare, poi ha avuto un consenso addirittura vicino quasi al 30%, dico adesso non vorrei Oltre sbagliare, il 30%, sì, oltre il 30%, e oggi ridurlo a metà, è vero perché si è al governo, ma secondo lei anche perché si sono commessi degli errori, se è così quali? Beh, errori in politica si possono sempre commettere. Quello che è vero è che Matteo Salvini, io sono entrato nella Lega nel 2011, quindi ho vissuto diciamo diverse fasi e anche diversi segretari federali. Io mi ricordo com'era la Lega quando Matteo Salvini l'ha presa dal 3,5%, quando nessuno ci credeva più, quando al gazebo nessuno veniva più, quando essere della Lega significava essere di un partito che non era visto bene perché c'era stato lo scandalo dei diamanti e di tutto quello che poi anche diciamo esageratamente è stato costruito su quella vicenda e l'ha portata a livelli mai visti prima. Anche il consenso di oggi, se fosse il 15% confermato fra qualche mese, stiamo parlando di un consenso che è di gran lunga oltre la media degli ultimi 30 anni, quindi stiamo parlando di un consenso comunque molto importante per un partito come la Lega. È anche vero che l'ha portata dal 3,5% a picchi del 34%, poi sappiamo benissimo che quando c'è l'esplosione del consenso c'è anche una parte del consenso che è molto volatile e quindi che magari in quel momento emotivamente ha votato Lega e che poi per mille motivi si può anche disperdere, però è anche vero che si può anche recuperare con le giuste misure. Tipo? Beh, tipo tornare a parlare dei temi principali dell'agenda politica, lo dicevo prima, adesso è chiaro che in un momento d'emergenza su alcuni temi questi non diventano più priorità dell'agenda politica di un paese, ma se torneremo con un governo di centrodestra, la Lega dimostrerà, così come ha dimostrato Matteo Salvini da Ministro dell'Interno, di portare a casa i risultati che si era prefissato, di portare a casa quei risultati che gli elettori gli avevano chiesto e motivo per cui l'avevano anche premiato poi anche alle elezioni europee, ossia riuscire a bloccare gli sbarchi, visto che stiamo parlando dell'unico Ministro dell'Interno nella storia della politica italiana che ha fatto quello che ha promesso ai propri elettori. E quindi credo che stiamo parlando di una figura politica che ha dimostrato non solo a livello di consenso ma anche con i fatti di portare a casa i risultati che si era prefissato una volta al governo ed è stato il motivo per cui è stato premiato ed è il motivo per cui comunque è ancora saldamente alla guida di un partito come la Lega. Beh, certi è riuscito a raggiungere, altri un po' non li ha raggiunti. Se ragioniamo, per esempio se torniamo noi in Veneto, 5 anni fa qui è stato fatto un referendum sull'autonomia, ho visto che tra l'altro lei l'altro giorno ha messo anche su Facebook, faccio i complimenti, che è intervenuto alla Camera proprio sotto l'aspetto dell'autonomia e lì questa autonomia non è arrivata e molto probabilmente non si sa nemmeno se arriverà. Allora la domanda è che uno che ha votato Lega dice andiamo tutti, che poi l'autonomia la vogliono tutti oggettivamente, certo, obiettivamente. È trasversale. Esatto, e poi dice perché poi non riusciamo, avendo al governo il mio partito, ad ottenere questa autonomia nella mia regione? Per quale motivo? Allora, il percorso dell'autonomia e del regionalismo differenziato che noi abbiamo scelto e che noi abbiamo votato con quel referendum è un percorso importante che ha delle tappe. Cioè pensare che dopo il referendum, dopo un anno uno raggiungeva l'autonomia No, ma neanche dopo, era impensabile. Stefani, ma neanche dopo 10, insomma, voglio dire. Se si parla, innanzitutto vorrei chiarire una cosa, che se si parla di autonomia oggi e se l'autonomia è arrivata al tavolo del Ministero delle Autonomie ed è all'agenda del governo in Consiglio dei Ministri, è soltanto grazie alla Lega. Questo bisogna chiarirlo perché sento tante parole tante volte, tutto vero. Però la realtà è che se non ci fosse stata la Lega oggi non staremmo parlando di autonomia a livello nazionale. No, ma appunto perché, mi scusi, la interrompo, proprio perché, e qui ovviamente i meriti sono della Lega di Zaia nella nostra regione, è tutto vero, ma proprio il fatto che ha posto un problema che nessuno aveva posto prima, il porlo solo e non ottenere risultato dà adito. La realtà è che adesso si sta discutendo per la prima volta in maniera importante e il Ministro l'ha confermato qualche giorno fa e arriverà nel Consiglio dei Ministri fra qualche giorno,
sta arrivando la legge quadro sull'autonomia, che è un risultato storico e di cui il Veneto può vantarsi, perché dobbiamo dire la verità, il Veneto è stato l'apripista di questo percorso di regionalismo differenziato. Poi si sono aggiunte altre regioni, sono aggiunte anche regioni di centrosinistra, penso all'Emilia Romagna, penso alla Toscana, e a regioni come queste che hanno seguito il percorso inaugurato dal Veneto. Ma perché l'hanno seguito? Perché è un percorso sensato, è un percorso magari articolato, magari che ci mette qualche anno in più, ma che porta al risultato. Sì, però in Emilia non è stato fatto un referendum. E tra l'altro in Emilia non è nemmeno stato fatto un referendum, quindi questo dimostra che si sono agganciate non tanto sulla base di un consenso, possiamo dire, dei cittadini, che sicuramente ci sarà anche in Emilia, ma proprio perché il percorso tracciato, che tra l'altro non l'ha tracciato soltanto la Lega, l'ha tracciato la Lega e Luca Zaia in primis, in collaborazione con professori universitari di altissimo calibro, quindi è un percorso studiato, articolato, che ha permesso al nostro movimento di vedere l'autonomia all'interno del Consiglio dei Ministri. È chiaro che c'è bisogno prima, uno può vederlo, è l'articolo 116, comma terzo della Costituzione, prima c'è bisogno di un'intesa tra lo Stato e la Regione, in questo caso l'intesa è prima anticipata da una legge quadro in modo tale da permettere una più agevole poi celebrazione delle intese, che poi viene votata in Parlamento, solo successivamente all'intesa tra lo Stato e la Regione. E quindi questo garantisce anche poi alle regioni, l'ha dichiarato anche il nostro Presidente in una recentissima intervista, di cucire l'autonomia come un abito sartoriale sulle esigenze delle singole regioni, perché ogni regione avrà la sua intesa con lo Stato. Questo è il percorso di regionalismo differenziato che abbiamo voluto tracciare, e questo è il percorso di regionalismo differenziato di cui il Veneto è stato apripista, e guarda caso anche altre regioni, anche di altre forze politiche, hanno certificato che questo è l'unico percorso possibile e costituzionalmente garantito per ottenere l'autonomia. Ecco, lei che vive a Roma e vive nel palazzo, perché poi un conto vivere qui nel Veneto, un conto andare a vivere e parlare nel palazzo, ha la percezione che questa autonomia, se verrà data in tutti i punti che sono stati richiesti da Luca Zaia, perché inizialmente si era detto, beh, togliamo la scuola e togliamo la sanità, praticamente quelli che nel bilancio incidono maggiormente. Ecco, che percezione ha lei attualmente, se dovesse succedere che daranno l'autonomia, daranno con tutti i punti, come avevo già detto, citati da Zaia, oppure questi due verranno tolti? Ma la possibilità di arrivare a tutti i punti c'è, anche perché stiamo parlando di un'autonomia che viene erogata sulla base della spesa storica di quelle determinate materie. Quindi è una scommessa che una regione fa, sceglie di assumersi la responsabilità di occuparsi di una competenza. È vero, ma a Roma glielo daranno? Assolutamente sì, perché c'è la possibilità di farlo sulla base della spesa storica, e quindi se una regione ti chiede di poter governare meglio una determinata competenza, senza chiedere un euro in più a nessun'altra regione, e ti chiede di poterlo fare sulla base delle proprie scelte politiche, perché non dare la possibilità alla regione di poter eseguire quella determinata competenza, di poterla svolgere, di poter scegliere anche in quella determinata competenza come destinare le risorse, senza chiedere un euro in più alle altre regioni. Mi dica, ma perché allora tutto, ritorno un attimo indietro, resetto nel ragionamento che ha fatto, che ci vuole un tempo per poterlo fare, ci vuole tutto questo tempo quando che poi le cose sono talmente semplici, perché a Roma non dicono ok, diamo l'autonomia alle nostre regioni? Perché c'è Secondo lei per quale motivo? Perché? Per un problema di unità nazionale, per quale motivo vero? Ma la realtà principale è sicuramente legata al fatto che l'Italia è un paese a geometria variabile, lo sappiamo benissimo da anni, e sicuramente lei, direttore, avrà citato centinaia di volte la questione settentrionale, la questione del regionalismo, e ogni regione chiaramente ha delle peculiarità importanti. Perché viene fatta la legge quadro? Per armonizzare anche quelle che possono essere i livelli essenziali delle prestazioni, e quindi battaglia storica che noi tra l'altro facevamo da tempo, quando parlavamo di costi standard, quando parlavamo di fabbisogni standard, ed è una battaglia di efficienza dello Stato, una battaglia che permette anche allo Stato di fare un salto di qualità in avanti. È ovvio che ci sono alcune regioni che da questo processo hanno dei vantaggi, altri che probabilmente qualche svantaggio ce l'hanno, però è anche vero che se mai si danno dei criteri per efficientare la macchina pubblica, mai la macchina pubblica sarà migliore, mai sarà oggetto di efficientamento, mai potrà crescere
perché poi le conseguenze delle inefficienze non le pagano i politici, non le pagano chi fa politica a livello regionale o a livello nazionale, la pagano purtroppo gli enti locali di prossimità, quindi i comuni, e io sono sindaco e so benissimo quanto una maggiore forma di autonomia a livello regionale o anche a livello locale aiuterebbe le nostre realtà. E la pagano purtroppo i cittadini, perché quando ti ritrovi a spendere esageratamente per quello che non hai, è ovvio che i cittadini ne risentono, ma da nord a sud questo accade. Senta, nella sua giovane carriera politica, poi ne parleremo anche della sua carriera, se dovesse scommettere 1 euro, 2 euro, in quanto tempo secondo lei arriverà l'autonomia qui nel Veneto? Se la legge quadro arriverà prima dell'autunno, l'intesa si può fare poco dopo, e quindi io credo che nel giro di 1 o 2 anni risultati importanti si possano già portare a Cosa casa. vuol dire risultati importanti? Che arriva l'autonomia? Sì, arriva l'autonomia, dopo è ovvio che stiamo parlando di un percorso che sarà progressivo, cioè non significa, l'autonomia è una parola molto importante che molto prevede, semplice però. molto semplice quanto importante, ma che prevede dei passaggi, no? E quindi è normale che ci sia stato anche questo percorso che uno dice, bah, 5 anni per ottenere l'autonomia. Stiamo parlando di un processo che in Italia non si era mai sviluppato, cioè l'ultima riforma delle regioni è stata fatta nel 2001 con la famosa riforma del titolo quinto, che ha cercato un po' di, possiamo dire, unire le varie esigenze contrapposte che c'erano nel nostro paese senza creare però una vera autonomia. La realtà è che l'Italia è composta da regioni molto diverse, con caratteristiche molto diverse, e noi crediamo, e la nostra scommessa come partito è quella che ci dice che se vengono valorizzate queste diversità, tutto il paese ne trae giovamento. Senta, staremo a vedere, il tempo è sempre galantuomo in questo. Senta, come mai la gente non ama più la politica? Come mai siete tutti un po' visti non bene? Perché la politica in tutti questi anni ha promesso, perché tutti poi promettono in campagna elettorale, io ho sentito tutte le promesse, da tutti e indistintamente Stefani non è, prometto di qua, prometto di là, più soldi, meno soldi, benessere, e poi dal lato pratico devi scontrarti con la realtà della vita. Per quale motivo la politica? Perché ha raccontato, io credo che una delle problematiche molto semplici perché la politica ha raccontato tante bugie ai cittadini e i cittadini non hanno più la credibilità con la politica. Può essere vero oppure no? Il fatto stesso che non vanno a votare addirittura a Verona nelle ultime elezioni il 38-39% sono andati a votare, quindi davvero un numero nemmeno più per il sindaco si va a votare. Quindi... Sì, io credo che su questi dati vada fatta una profonda riflessione e credo vada un po' distinto la politica locale dei piccoli comuni dalla politica dei grandi comuni e dalla politica nazionale. Nei piccoli comuni, soprattutto anche nei nostri territori, l'affluenza è comunque molto alta, le elezioni sono sentite e forse il fatto della prossimità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini è una cifra importante e io lo vedo da amministratore, so quanto il rapporto umano con i miei cittadini sia fondamentale e secondo me il termine prossimità, che l'abbiamo utilizzato prima anche parlando di autonomia, è proprio la caratteristica che distingue probabilmente la politica locale da quella nazionale. I cittadini hanno bisogno di una politica che sia vicina a loro, quindi di sentirla prossima nel vero senso etimologico del termine. E negli ultimi anni questo è venuto un po' meno, quando ti ritrovi un governo Conte 2 che è composto dalle stesse persone per metà che avevano composto il governo Conte 1 con un'agenda politica completamente diversa, è normale che i cittadini possano avere anche qualche pausa di riflessione dal punto di vista elettorale. Poi è normale che magari in un momento difficile come questo ci si allontani di più dalle ideologie e come possiamo dire, anche dall'alveo culturale nel quale si fa riferimento quando si è parte di un partito e devi affrontare le emergenze e magari si scaldano meno i cuori quando non si parla più dei propri temi. Se la Lega tornasse a parlare di immigrazione così come lo poteva fare nel governo Conte 1, se la Lega tornasse a parlare dei temi legati magari anche alla riduzione della pressione fiscale, come noi stiamo facendo all'interno di questo governo, ma non appare all'esterno in maniera così evidente
perché è chiaro che non è il tema del giorno, non è il tema con cui si aprono i giornali. Una volta, magari 3 anni fa, il telegiornale era aperto dal fatto che la Lega aveva portato a casa quota 100, adesso si parla chiaramente di guerra, si è parlato di Covid per 2 anni. Stiamo parlando di una situazione anche dal punto di vista politico che non è una situazione normale, è una situazione anomala in cui vengono meno quindi i temi principali dell'agenda politica, ed è normale che i cittadini si entusiasmino anche un po' meno rispetto a come lo facevano 3 anni fa. Questa è la vera lettura che secondo me va data. Dopo è chiaro che la politica deve ascoltare questa disaffezione, e guai a non farlo, deve ascoltare il fatto che c'è stato un 50% degli elettori che non hanno scelto il proprio sindaco, che per me è una cosa di una gravità incredibile, ma la colpa non va data soltanto a chi non vota, anche se secondo me non votare è un errore sempre. È un errore. È un errore sempre, perché poi non puoi lamentarti, certo, se hai il sindaco che non ti piace o l'assessore che non ti piace o il consigliere che non ti piace, perché se non hai esercitato la tua scelta sono anche cavoli tuoi. Però è anche vero che il compito della politica è ascoltare anche chi non ha votato e capire come queste persone possano essere reintrodotte nel circuito politico elettorale. Allora, andiamo in pubblicità. È uno dei motivi che al rientro ne parleremo, proprio perché la Lega non ha più fatto i congressi e molti militanti su questo le darò qualche dato che le confermeranno un'altra ipotesi. Dopo la pubblicità, rimanete con noi a tra poco.